Dagli scaffali presi d'assalto nelle prime settimane della pandemia allo stretto rapporto legato con le aziende del territorio per garantire il lavoro e la qualità dei prodotti, la grande distribuzione ha vissuto il 2020 da protagonista. Nonostante le difficoltà di un anno di crisi, c'è chi è riuscito ad investire nel capitale umano. Il gruppo Aspiag Service, concessionario del marchio De Spar per il Triveneto e l'Emilia Romagna, nell'anno del Covid chiude con 281 collaboratori in più rispetto al 2019. Il dato è stato presentato nel bilancio annuale, un incremento che va di pari passo con un segno più che riguarda le vendite, il fatturato e l'utile netto che raggiunge il 19,5%. Il gruppo, visti i buoni risultati, punta a rafforzare la presenza nel nord-est e prevede un piano triennale di investimenti da 390 milioni di euro. La programmazione per i prossimi 3 anni, prevediamo investimenti di quasi 400 milioni, soprattutto in nuovi negozi e ristrutturazioni e ovviamente in tutte le regioni dove oggi siamo presenti. In Veneto nel 2020 spicca il maxi investimento per il polo logistico Agrologica, Monselice, un'area di 47.000 metri quadri per lo stoccaggio, la conservazione e la distribuzione dei prodotti freschi. Importante il rapporto infatti con il territorio e le imprese locali. Un modo importante, utile per restituire ai territori è proprio acquistare quei prodotti locali, quei prodotti che danno lavoro a tante altre persone in maniera tale da costruire un ciclo virtuoso in una logica di sostenibilità a 360 gradi.